No, ma io voglio fare un monologo. Ah, ok. Vai. Aspetta. Allora aspetta, mi copro. Siamo tutto orecchi. Aspetta un Chiudere attimo. tutto. Un secondo. No, è uscito, cosa fa? Ah, facciamo così, parli da solo. No, non lo so. Non parlo da Sì. solo. Se vuoi. Cioè, si sta uscite tutti, parlo da solo. Vabbè. Bene, benvenuti a questo nuovo episodio. E oggi abbiamo un nuovo ospite con noi, Francesco. Se vuoi presentarti, dire due parole. Ciao a tutti, sono un altro amico ritardato del The Space Program e oggi sono con voi a parlare di un argomento che ritengo importante e che ritengo significativo per la mia esistenza. Francesco Totti. È l'argomento dei ricordi, ovviamente. Ricordi concordi. Questa è una Interessante questo nome. Dei concordi sono tutti brutti. Ricordi concordi. Meglio dimenticarli. Mi piace ricordi concordi, devo dire. Ricordi concordi. Stavo pensando prima a questa Assonanza. simpatico gioco di parole, quindi sì, dai. Ricordi di cordi. Ricordi concordi, anzi. bello, bravo. Bravo Cordi. Grazie, bro. Prego, quindi? Io avrei fatto quella roba della canzone. Cioè, se lo volete fare voi. Ma dici ricordi nel senso quella cosa che tipo a Capodanno ti esce fuori, sta roba tutto l'anno, la musica che hai ascoltato? No, ho capito. dalla tua playlist fai uno shuffle, quindi fai partire riproduzione casuale e la prima canzone che becchi devi dire che cosa ti ricorda. Parto io. Ok. Parte lui. Devo Allora. mettere una playlist. Allora, metto la playlist delle mie canzoni preferite, allora, ok? Perché alla Questa fine... qua. Blu. Alla fine sono quelle che Ok. ascolti di più. No, sarebbero Ok. le canzoni anche queste tipo Casa Vecchia lì. Legate più Sì, esatto. Ricordi. Ok. ai ricordi, ai sentimenti. Cioè, ok. ogni canzone di questa playlist ha legato un ricordo. Quindi, Ah beh, se non la trovi qua. ecco, tipo questa si chiama Bitch Don't Kill My Vibe. Cosa mi può ricordare? Periodi no con le tipe, probabilmente. E non mi spingo più in là di questo. Vai, fai i tuoi accordi adesso. Vai tu allora. Vado io. Vediamo un po'. Io provo con la mia stragordo. Vediamo se... Con 4.000 canzoni dentro. No, 1000... Fagli sentire la 1100 nostra, circa. ricordi. Allora, io faccio... Mi viene in mente l'India quando sono andato Cosa? 30 anni fa. Ma scusa, Va bene, ma non questa non è la funziona questa canzone cosa. che No, fa rega, sentire aspetta, a me Piera, no? fammi vedere. Touch the Vabbè. Sky, J. Il remix strambo. No, pa. Provo a fare un tentativo Una io. foto. Faccio Vai, un tentativo un io. tentativo. Porco due. Cioè, mi hai tirato Zero. fuori canzoni, veramente. No, però. Io ho provato Per e esempio, vedi, in generale, sto album qui, se ci capitava, Aveva senso. aveva molto senso. L'album come Persona di Marrakesh. Vabbè, ho usato il PC e mi è venuto fuori The Getaway dei Red Hot Chili Peppers. Probabilmente primo ricordo è che è la intro, mi sa, sì, è la intro dell'album che The Getaway, per l'appunto. E me lo sono ascoltato in aereo andando Alle in Maldive. Malesia. No, in Malesia. Quindi 2016 era stato 2017. Matti, prova a mettere uno Giusto. shuffle di Casa Vecchia di 4, metti... cioè, fai uno shuffle casuale. Questa è una hit, questa qua mi fa venire in mente... grandissima canzone questa. Allora, questa quando mi fa venire in mente un periodo che ho dovuto
dovuto a delusioni d'amore. Quando tu hai queste delusioni ti metti sempre questa canzone, Vedi che- ovvero Somebody That I Used to Love. Dopo ste E quindi ricordi sembra che vengano fuori più ricordi negativi, però. vabbè, è normale, può Quindi- succedere. Però ha detto Beh, che se vai non sulla la playlist consiglio Sad di- Edition non so Sì. quanti ricordi positivi possono venire fuori. Trovare Questo è ricordi vero. felici. Porco due. Questa è Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Immagino che Cordy la In conosca. pratica no, questo Cordy non lo conosce. Drill. In questa playlist ho messo drill. un mix di musica rilassante e di cantautorato italiano, che è importante e viene sempre trascurato il cantautorato italiano, secondo me, soprattutto dai giovani. E secondo me questa canzone non è che sia particolarmente significativa, Quindi vuoi che ne metto però mi un'altra? piace. Ne metto un'altra. E sì, forse mettimi una Cioè, dico, allora, vabbè, scena uno, vabbè, ci prova sta, non è che due. cioè, si può Esatto. avere ricordi a ogni cazzo di canzone, raga, cioè, No, quello è vero, bro, però sì. Beh, comunque te la so cantare a memoria se vuoi, Sì, però- non c'ho un ricordo collegato a sta canzone. grande classico, però quasi un Cazzo shuffle. di ricordi mi sbloccano le canzoni. Cordi, tu stai zitto che metà di queste canzoni non le conosci, quindi Vabbè, ma Eh, bro, non cioè, le conosci, non ricordi? c'entra. Tu vai ad ascoltarti la musica La folk musica stupida, in Irlanda. trap. dai, questo dura. Non mi sento niente. Mettiti vicino al mic. E hai messo tipo la sul microfono. Questo è Mi ritorno in mente di Lucio Battisti. Vedi. Però adesso devi dire il ricordo. No, questo è Lucio Battisti. È Lucio Battisti in generale che mi piace un casino. E diciamo che allora, l'unica cosa negativa di Lucio Battisti è che è laziale. E questa è una grande pecca di Lucio Battisti. Ma Pippo gli fa una Però canzone. molte... Pippo Sì. Bottazzo. Sì, Pippo deve fare la cover sopra, ma prenderà No, sicuramente in no, giro perché non riesce a... non è al suo livello di sicuro. Vabbè. E comunque... No, non è particolarmente significativa, però comunque Lucio Battisti andrebbe conosciuto di più da ragazzi tipo dai 16 ai 25 anni. Bene. Noi in pratica, però va trascurato. Adesso te ne Se vuoi faccio mettere sentire. Casa Vecchia di 3, che forse c'è un po' di musica un po' più... Guarda che Però devi non sta limitare. funzionando questo gioco alla fine. Ma cioè, sai quante cazzo di canzoni ci sono ma- in una prova col playlist? trap, Cioè, ma devi trovare un infatti- ricordo in una canzone, guarda che... Infatti anch'io non so se funzionerebbe con la mia, nemmeno No, a me. infatti, anche No, io stavo non è che in pensando. tutte le canzoni ci siano Casa ricordi. Vecchia di No. 3? No, infatti. Ma prova a metterla a 3, c'è un po' musica che piace a ragazzi come Cordo. Speciali. Vediamo cosa fare. Beh, Questa è Gordo. Sì, bella. Ne abbiamo Sì, parlato ma- nel late show Lascia. con Tommy. sì, ma qua dovresti dire un ricordo che... questa canzone... Questa è Hardest Love. Sì, ma bro... Questa l'ho conosciuta da poco perché mi sono appassionato da poco a The Weeknd. Quindi Paco. Quindi non ha niente in particolare, però comunque è un grande artista. Cioè, qua sto parlando di musica, qua non ti ricordi. Ti Oh, faccio sentire... Vabbè, cambiamo al cambia tattica. Esatto. Fai ripartire i 40 minuti, bro. Sì. Allora, qual è il ricordo che finché campi avrai memoria? I ricordi di cui avrai memoria finché campi. Anzi, il ricordo che ti porterai fino alla Io che ho morte, ricordo- concordi. Concordi, non era specifico con lui, però è con un suo video, un suo grande video, perché Corduf era un grande youtuber ai tempi del 2009-2010 e c'è questo video in cui in pratica troviamo Marco Corduf in Irlanda. È presente la Valle dei Giganti, quella specie di roba dove c'è tutte le piattaforme sul lago. Vabbè, con sua cugina e la sua famiglia. A un certo punto Corduf gioca con
con suo cugino a lanciare le... C'è questo ricordo che ho di Cordov che lancia le pietre per fare un po' di skipping e per fare il record con suo cugino, giustamente. Spiega a chi E a non un certo è punto... a un certo- avvezzo al termine tecnico. Lo skipping è un gioco che per ragazzi speciali, possiamo dire, che non hanno niente da fare, si annoiano e dunque si mettono a tirare pietre per cercare di fare il numero massimo di balzi sull'acqua. E Cordov quella volta fece 7, il suo punteggio fu 7 e lui urlò a suo cugino: Oh. "Oh, I got 7! So that!" Allora, diciamo che è interpretato un po' sbagliato il video, Diciamo che è mio Spiegaci cugino perché. che fa i 7 rimbalzi e dice a chi sta facendo il video, mia madre: "Hey, I got 7, see that?" E io poi, vabbè, prendo lo mega stivalone gigante unto di non si sa cosa che era là a caso vicino alla riva del lago, perché sì, qua siamo a Mayo, no? Quindi nella campagna irlandese dove appunto trovi pecore, capre, E Marco Corvo. robe insomma a caso, E stivali. contadini. E quindi questo è il ricordo più bello che tu hai. No. Ma invece parlando ci d'Olanda, sta. Con te sì, credo sia questo. il ricordo Cos'è più che hai detto? bello, il ricordo più bello in Olanda, Corti? Riguardo l'Olanda? Ricordo più bello riguardo l'Olanda. L'Irlanda, sì, che cazzo dico loro? Ah, Infatti non capivo. perché sono stato anche in Olanda per quello. Allora ho detto, vuole cambiare Lì non completamente. c'era il collegamento. È meglio con l'Irlanda. Allora, miglior ricordo in Irlanda. Beh, allora intanto ho la faccia. Quindi siamo in tema, Cioè, aspetta un attimo, pensa Riccardo adesso seduto lì con la maglia Italia. Sì, infatti. Sarebbe orribile tutto. Un'altra mentalità, bro, dai, non ci puoi fare niente. Allora, il miglior ricordo, beh, una delle estati migliori che ho passato in Irlanda probabilmente è stata quella l'anno, non me lo ricordo, era forse addirittura non 10, però 8-9 anni fa, dove sono venuti i Marzari appunto nella casa Mayo qua, quindi in campagna, quindi Antonio, Tobia, insomma i loro genitori. E Voi quella da così potrebbe tanto essere tempo vi stata- conoscete? Noi Non ci sapevo sta conosciamo roba. dall'asilo, sì. Forse addirittura l'anno prima dell'asilo. Pensa Da te quant'è che quanto- state assieme invece? Da prima della E l'asilo nido. Taglia, Sì, basta, insomma, taglia, circa. si scherza. No, è stato, devo dire, molto, molto bello. Mi piacerebbe anche magari rifare una cosa del genere in futuro, invitando anche, io ho pensato, insomma, addirittura di farmi tipo un mese in quella casa e invitare un po' di gruppi di amici, così passare bei momenti, perché alla fine i posti là sì, Sono insomma, curdi. sono, per me ovviamente hanno un valore molto importante, perché insomma fanno parte della mia vita ormai, però cioè sono anche belli per uno che va per la prima volta, è qualcosa di nuovo secondo me per qualsiasi persona, ecco. Molto diverso da qua, quindi sarebbe stimolante probabilmente. Certo, Vabbè, assolutamente. andiamo in Irlanda in vacanza quest'estate. Ma io avevo pensato, sai, di fare appunto sta roba. Quest'anno mi sa che era l'idea. Però vabbè, poi col Covid è tutto andato a puttane, no? Cavolo. Non c'è la guerra in Irlanda. Là?
La guerra. Cos'è che c'è? Non c'è la guerra in No, la Irlanda. guerra l'hanno fatta. Allora, l'Irlanda è stata fuori sia dal primo Vai, che vai. dal secondo scontro mondiale. E tranne per. Cioè, l'unica, diciamo, guerre che ha combattuto sono state quelle di indipendenza, fondamentalmente contro gli inglesi, no? Quindi. Che erano poi parallele A Cork. alla fine. Cork può darsi, non so. Però comunque anche Nord Irlanda, perché poi adesso insomma l'Irlanda del Nord non fa effettivamente parte della Repubblica, quindi Per ora. sì, per ora insomma c'è la speranza di tutti è quella che un giorno si ricompleti l'isola, però vabbè, insomma. Davvero? gli inglesi- C'è questo sogno irlandese? Sì? Boh, c'è. Ciao. Non Insomma, lo sapevo. comunque c'è. È un speranza. po' strano anche vedere c'è una fetta di isola irlandese che è ancora in mano agli inglesi, no? Brutto. Sì, sì. esatto. Un approfondimento Però, con tuo insomma. padre potremmo farlo secondo te? Sull'Irlanda, la storia, la cultura. Boh, sì, I costumi. si potrebbe fare. Sì, Bene. bene. Ci porta anche, facciamo speciale, andiamo tutti in Olanda, registriamo. No, appunto. Ancora questo Olanda. Ancora. No, allora, dato Ancora. che vuoi parlare di sta Olanda, te che sei stato e anche Marco qua, partiamo da Ricky. Miglior ricordo del quando sei andato in Olanda con la scuola, sei andato tu poi, no? Sì, non so se si può dire qua. Sì. Allora, il miglior ricordo sicuramente è quella mattina che siamo andati a vedere il museo di Van Gogh. Ok. Ti dico, molto interessante. No, consiglio sinceramente, se ci andiamo quest'estate, di andare a vederlo. Alcuni quadri, chiaramente Van Gogh, poeta Bravo. della pittura. Ti piace Francesco Van Gogh? Von Gogh, Van Gogh. pronunciato. Van Gogh lo stiamo facendo adesso in arte noi. Ancora Van Gogh? Madonna. Non mi fa impazzire particolarmente Van Gogh. Bruttino. Meglio Totti. Che devi parlare sempre di Totti? Totti Ma ci sta non che è co- una viene figlia, fuori. Totti Come è te. l'arte in È generale. arte, giusto? È arte, l'arte Totti è incarnata. arte. Vabbè, un'altra domanda che avevo. Secondo voi se l'uomo avesse una memoria migliore, ovvero che ricordasse di più, vivrebbe meglio o no? Per memoria migliore cosa intendi? Che si ricorda di avessi più. più spazio per immagazzinare tutto. Sì. E quindi ricorderebbe più particolari. Più particolari e più cose in generale. Ok. Dipende tanto. Poi dipende se queste cose sono positive o negative. Esatto. Devi Perché pensare ci sono che ci cose sono che entrambe. vuoi dimenticare. Sì, che Esatto, vuoi ci sono penso entrambe. che ci sono entrambe, cioè questa memoria, però quindi sarebbe un tipo diverso di memoria se vogliamo da quella che abbiamo adesso, o la stessa solamente ampliata. Allora, qua comunque stiamo parlando di possibilità, quindi se vuoi. Boh, semplicemente ha detto ricordare di più. Sì, Cioè quasi tutto Ok. ciò che ti succede nella vita. mettila così. Se vivremo meglio. Sì. Non so, difficile. Più che Perché altro- ci sono alcune cose, ci penso e dico, voglio dimenticarle, però allo stesso tempo non sarebbe giusto perché, cioè, bisognerebbe ricordarsi anche robe brutte, no? Cosa vorresti Quindi- dimenticare, Mattias? Beh, allora, il dimmi giorno in cui qualcosa il di nostro bravo. prof tedesco mi ha messo 4,5 perché... No, non so, però è un discorso generale, cioè non so, vivremo meglio, non ho idea, però Va bene, grazie per la risposta. Più che altro preferiresti, cioè ricordandoti meglio le cose che ti piacciono, però allo stesso tempo ricordandoti di più robe che non ti che non vuoi ricordare, oppure ricordando meno di tutto come siamo adesso. A sto punto Boh, alla ricordiamo fine, cioè, tutto. Ed quali è sono le meglio. robe belle che ti dimentichi? Sì, infatti.
Boh, te li sinceramente dimentichi. in particolari te li dimentichi. Cioè, non sai dirmi giorno per giorno la Non vacanza. sempre te le dimentichi comunque. E Marco, tu hai una risposta quindi o no? Allora, io ti direi che per come conosciamo la mente, diciamo, umana, sappiamo che la memoria è ovviamente qualcosa di molto delicato, no? Però penso che se la struttura rimanesse la stessa, solamente più ampliata, sarebbe meglio. Perché? Perché in realtà la memoria funziona un po' come sistema di difesa, no? Cioè, per esempio, se una persona subisce un trauma, quel trauma cerca di essere sempre di più reso più offuscato, no? Più difficile da ricordare nei particolari. E quindi mantenendo questa struttura, quindi questo sistema, e ampliando solamente diciamo la quantità effettiva di informazioni, avremo secondo me più ricordi felici. Cioè, nel senso, ovviamente anche quelli negativi sarebbero ovviamente più nitidi di come ce li abbiamo adesso, però diciamo in contrapposizione a questi ci sarebbero quelli positivi che sarebbero praticamente perfettamente ricordabili, quindi Però in secondo me generale ricordi di più. C'è da dire comunque, c'è da dire che i ricordi negativi comunque non è importante ricordare anche i ricordi negativi. È vero. E quei momenti là, perché da quei momenti là possono aiutarti a risolvere situazioni più future, soluzioni future. E quindi è importante non pensare solo a ricordi positivi del passato e solo a cose positive, ma è importante anche ricordarsi, magari non lo so, se ti capita una situazione, se tu ti ricordi come uscire da questa situazione, potrebbe ricapitarti questa situazione in futuro e sai già come uscirne. Mhm. In questo senso. Un esempio può essere magari una situazione d'amore, un esempio, Mhm. per citarne una. E quindi può essere, cioè è utile, non è può essere, è utile e è importante dare importanza anche ai ricordi più brutti e che poi sono anche quelli più significativi. Ma anche, infatti, secondo ma me. ricordi in Certo. generale, ricordi di più le cose negative o ricordi o le cose positive? Allora, io adesso ricordo più le cose positive, però comunque so che un giorno, piano piano, inizierò a ricordare anche quelle negative, perché adesso comunque ho 18 anni, non è che mi metto con cose brutte, non è che me ne siano successe per fortuna. Però adesso, ora come ora, ho un 90% di cose positive in testa e quindi sono contento così. Chiaro, se guardi all'interezza dei tuoi Mi ricordi. portano al sorriso. Sì, mi portano il sorriso sul volto, in pratica si ricordi qua. Quindi è sì la risposta. E vivere un po', poi qua mi rifaccio anche a... Sì, ma mi rifaccio anche un po' a un altro discorso qua, che è il vivere nel passato, ok? Che è un'altra, cioè una cosa, un discorso che bisognerebbe fare, dove sarebbe importante noi parliamo di ricordi, no? Ok, in generale, però comunque è importante anche non dare troppa importanza al passato, cosa che molto spesso faccio io, e do troppa importanza al passato senza godermi il momento e senza il momento presente e senza pensare a quello che succederà, e quindi mi baso troppo sul passato, su quello che è successo, e mi chiudo là dentro e non riesco a uscirne, e mi è successo molte volte questa cosa qua, e se no non sarei in questo video adesso, e Non saresti il malato quindi mentale che sei. è importante anche questo. Esatto. Infatti. E quindi è importante non rinchiudersi nel passato, ogni tanto sì, ma non per troppo tempo, cosa che ho fatto io sbagliando. No, beh, quindi comunque, cioè, quello che alla fine ricaviamo da questo discorso è comunque che in generale sarebbe meglio ricordare quindi più cose, no?
cioè sia gli aspetti negativi che quelli positivi comunque ti aiutano ad andare avanti Certo. nella vita e poi però comunque come dici te ovviamente è sbagliato ripensare troppo ai momenti negativi, agli errori commessi, esatto. Sì, così. bloccarsi. Certo. Però cioè, penso che comunque sia, appunto, ripeto, proprio dentro all'uomo questo tentativo di comunque guardare la vita da un lato più positivo Nostalgico. possibile. Scusa, sì. Sì, certo, nostalgico anche, però comunque cercare di... comunque anche la nostalgia, no? La nostalgia è qualcosa, cioè se vogliamo è qualcosa che ci fa stare bene alla fine, no? Perché certo Dipende. c'è il ricordo di un passato, però è un passato che rispetto alla malinconia, no? La malinconia è più Cioè, lo ricordi triste. volentieri. Quando hai Esatto, la nostalgia È più nostalgia dolce. è più dolce, no? Perché hai la speranza quasi che ti possa ricapitare quella cosa, no? Quando la ricordi, in un modo o nell'altro, in una forma o nell'altra, no? Quindi la nostalgia alla fine, sì, è triste, è una cosa passata, però ha un velo, no, di comunque appunto dolcezza, come dicevi te. Quindi, boh, sì, ricordare in generale è una grande cosa che Però secondo me ci questo discorso permette. l'avevamo fatto anche con i vostri professori del Galilei, no? Rispetto magari a una generazione più vecchia, pensando a una generazione anni 60-70, che magari erano proiettati di più verso il futuro con un punto di vista speranzoso, a me pare, infatti gliel'avevo detto, che noi siamo più nostalgici, anche se abbiamo vissuto relativamente poco, però c'è una predominanza di appunto ricordi, emozioni legate al passato che è molto importante in noi. Cioè, tu dici che mentre loro avevano questa prospettiva del futuro, noi avremmo tipo, non dico proprio, cioè, tra virgolette, preferito vivere per esempio negli anni 80-90, una roba del genere, insomma, No, quello che proprio dici. noi siamo nostalgici di cose che abbiamo vissuto noi. Ah, nostre. Sì, sì. Siamo più nostalgici di Rispetto generazioni che, passate. sì, rispetto che combattenti per il futuro, per esempio. Ok. Cioè io lo noto vedendo noi, perché anch'io personalmente spesso penso al passato, ritorno a cose che mi sono successe, mi rimangono cose che mi sono successe. Mhm. Personalmente sono anche per il futuro, però in generale vedo questa linea di Ma sai massima. quale può essere il perché di questo? Mm. Che comunque Sì, e possiamo... prima, aspetta, no, posso dire Sì, una sì. sola cosa? Questo ultimamente oppure da sempre hai questa sensazione? E no, penso, cioè è una cosa che noto nei miei coetanei e in me, e quindi è Da di quanto adesso, tempo? Ok, da quando esiste l'io, Marco Sandonà. ok. Vai. No, che dicevo che probabilmente una teoria di perché questo succede anche potrebbe essere che noi comunque abbiamo la possibilità di tipo riguardare foto. Tutte le foto ce le abbiamo sul cellulare, possiamo in qualsiasi momento riguardarle. Già. Abbiamo a disposizione molto più cose che in quel momento e vabbè, come cito di nuovo le foto, però la possibilità di fare una foto con il cellulare, immortalare un momento e poi anche solo 8 mesi dopo poterla rivedere in qualsiasi momento non c'era negli anni 60-70. Se volevi una foto non c'avevi la... In passato si usavano le foto, quelle là, tipo... Segnaletica. Sì, insomma, foto. degli album. Le foto ricordo. tipo queste. Bella. Questo genere di foto si usava una volta. E comunque qualcosa cartaceo che mi si rimane. Però pensate, ad esempio, fra 60 anni, magari saremo tutti quanti nonni, e rivedremo, no, magari noi no, però magari soprattutto dei ragazzi in questo
questo periodo rivedranno magari i loro TikTok di quando avevano 18 anni, cioè voi ci pensate? Rivedranno video di 60 anni prima con un TikTok. Magari Cioè, questa è una cosa, è una cosa... Li rivedrai anche te quei TikTok. No, ma vabbè, ovvio, questo sì, sicuramente li rivedrò anche io. Però comunque, cioè, se tu ci pensi, se mia nonna che ha 70 anni, che guarda i video, guarda le foto sul cartaceo in bianco e nero, e noi che fra 60 anni vedremo video nostri che facciamo cazzate, o TikTok in generale, adesso abbiamo la TikTok. Però non ci avete mai pensato come sarà il futuro? Però pensa se è ci sarà strana come cosa. pensa se ci sarà un crash generale dei computer e ogni ricordo, foto, musica verrà eliminato. Già. Qua stai andando tipo su una cosa... Black Mirror? Un'invasione zombie, qualcosa Che mangiano ci tutte le tolgono foto. la memoria. Però, cioè, se poi Attacco effettivamente hacker di quelle coordinato. foto... se di quelle foto non c'è forma in cartaceo, hai perso tutto. Sì. Almeno hai perso dei ricordi, perché Possiamo essere positivi comunque, cioè sì, anche volendo. lo sono. No, io facevo questo ragionamento anche per la storia. Cioè, perché quando studieranno fra 50 anni, 100 anni la storia di adesso, cioè effettivamente avranno fonti che sono veramente sterminate, no? Rispetto al passato. Però anche Quindi- tante stronzate. Sì, perché certo. poi entra la fake, le bufale adesso, c'è quel problema là. Sì, è vero. Sarà molto più difficile, infatti, riuscire a gestire le informazioni per quanto riguarda la storia. Però sì. E poi la storia la fa chi vince, quindi qualcosa viene sì. omesso in quei casi. Certo. No, tu dicevi che ultimamente pensi molto al passato, i tuoi coetanei pensano molto al passato, però c'è da dire che potrebbe essere anche normale per la situazione in cui ci troviamo, no? Sì, infatti. E in cui Perché ci il siamo futuro non trovati. è per nulla incoraggiante. Sì, ma è proprio quello, no? E poi il fatto di aver passato così tanto tempo, adesso meno per fortuna, però insomma un anno fa, se ci pensiamo, cioè eravamo soli con noi stessi, no? Quindi quando sei solo con te stesso è l'unica... Cioè è inevitabile più che altro pensare alla propria vita, al proprio passato, a tutta una serie di cose personali, no? Quindi secondo me questa forse è una delle motivazioni maggiori per cui, come dicevi te, appunto negli anni 60-70 c'era più una visione verso il futuro, adesso meno. Ti giuro che questo tuo pensiero mi ha fatto accendere una lampadina e quindi, cioè, hai ragione, è vero. Sì, È molto legato alla condizione e certo, al fatto che è quello. siamo stati soli per molto. Sì, sì. Secondo me è importante avere dei ricordi passati, è importante non dimenticare mai quello che succede. Brutto o bello che sia, è importante immagazzinare tutto in testa e tenerlo stretto, perché può sempre servire in qualsiasi momento. E quindi il consiglio che do a tutti quanti è di ricordare e di ricordare.